Riservista a Tokyo, argento olimpico a Parigi. Sono le 12:26 quando nelle acque del bacino nautico di Vers-sur-Marne il 4 di coppia azzurro formato da Luca Chiumento, padovano di Tencarolla di Selvazzano Dentro, Giacomo Gentili, Andrea Panizzi e Luca Rambaldi conquista la medaglia con un tempo di 5:44,40 dietro all'Olanda e davanti alla Polonia. Un sogno per questo giovane atleta classe 1997 che alla Canottieri Padova ha mosso i primi passi. Grande l'entusiasmo Selvazzano Dentro. Incollati alla TV a mezzogiorno, adesso tutti lo aspettano a braccia aperte. Siamo felici per Luca, questo è credo per lui il coronamento di tanto impegno. Sappiamo che Luca si allena tantissimo, anche nel nostro bacchiglione, siamo orgogliosi anche di questo, lui che si allena anche alla Canottieri di Padova, e quindi niente, siamo ancora una volta emozionati, felici, lo aspettiamo a braccia aperte. A Parigi con Luca anche la famiglia con papà Enzo che nella capitale francese con 9 compagni ci è arrivato in bicicletta 1200 chilometri in 12 tappe per raccogliere fondi per la città della speranza. Un viaggio e una grande emozione per il figlio che un mese fa alla conferenza stampa Enzo Chiumento raccontava così. Molto emozionato, sono emozionatissimo. Non parlo tanto di canottaggio con mio figlio perché già lo fa mia moglie abbondantemente più di me, per cui io mi tengo un po' fuori, mi informo. Sì, sono emozionato certamente. Sono andato a un bel po' di gare che ha fatto nei tempi passati, insomma. Una bella emozione, sì. Atleta delle Fiamme Gialle, Luca Chiumento ha abbracciato il canottaggio fin da bambino. Campione del mondo Under 23 nel 2019, Luca ha collezionato già 2 ori europei, un argento e un bronzo mondiale e adesso l'argento olimpico.